Intanto un saluto anche da parte mia, ma fa veramente piacere riessere qui sotto le insegne di Civitas, perché questo credo che sia non solo un ricordo rispetto a tante discussioni, anche a tanti risultati ottenuti, lo dicevo prima. Qui abbiamo nelle ultime Civitas fatte, siamo riusciti proprio in un tavolo come questo a raggiungere l'obiettivo in Regione Veneto di fare la nuova legge sulla cooperazione. Se vi ricordate, ci sono due interlocutori qui al mio fianco che c'erano, ma mi ricordo ancora l'amministratore di sostegno sempre da Civitas al meeting delle persone con disabilità, raggiungendo anche qui un passo in avanti rispetto all'interdizione o tutta una serie di altre questioni che c'erano. Allora, io credo che la discussione sia, e averlo ripreso oggi, questo non solo marchio nel senso di nome, ma proprio di discussione nelle politiche di welfare, nelle politiche sociali, nelle politiche del volontariato, nelle politiche del terzo settore, siano aspetti fondamentali e importanti. Prima diceva qualcuno, ma siamo in pochi. Io dico pochi ma buoni, ma in questo contesto ci sono molti interlocutori fondamentali della nostra regione e non solo rispetto a questo tipo di politiche. Quindi il ritrovarci insieme è un grande significato di ripresa, e vado sulla prima domanda, di ripresa culturale, valoriale di quelle che sono le potenziali del terzo settore. Guardate, contrastare la recessione significa riprendere il cammino di rimettere assieme una comunità, i cittadini, o meglio ancora le persone, con la presa in carico delle persone nella loro globalità. Perché se noi prendiamo le persone nella loro globalità, all'interno della loro famiglia, del loro lavoro, di cosa sono le problematiche, eccetera, ecco che riprendiamo il percorso di come si deve fare le politiche di welfare, di come si dovrebbero fare le politiche di welfare, e di conseguenza la scuola, il lavoro, eccetera, 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 eccetera. E di conseguenza anche le problematiche relative ormai a quello che sono normalità nella nostra società, che sono anche le politiche sulla non autosufficienza. Chi non ha all'interno della propria famiglia ormai una persona, una mamma, un papà o qualche caro che oggi diventa in un percorso anche di assistenza importante. Allora io credo che le politiche di welfare chiaramente devono riprendere un concetto storico, che non sono solo politiche sanitarie o sanitarie ospedaliere, ma sono politiche sanitarie fondamentali, la salute nel suo complesso è fondamentale, sanitarie ospedaliere, sono politiche sociosanitarie, quindi dell'integrazione sociosanitaria, sono politiche della persona nella loro globalità. Allora se noi riprendiamo quello che storicamente era si chiama coprogettazione, si chiama far squadra, si chiama rete, chiamiamola come vogliamo, la rimessa in moto del percorso territoriale, della costruzione di quelle che sono le politiche, di quelli che sono i fattori fondamentali all'interno dei nostri territori. Io credo che questo sia l'aspetto prioritario per contrastare la cosiddetta recessione o deriva, come dicevi te Tiziano prima, del welfare. Se non recuperiamo valori culturali, valoriali di percorso dei nostri territori, noi oggi corriamo dietro tutti i giorni ad altri tipi di problematiche, meglio la sicurezza, meglio tutte problematiche fondamentali, però corriamo il rischio che tutte queste, se non ci sono politiche di welfare reali e concrete, queste sono delle conseguenze. Se non riprendiamo le politiche alle persone nella loro complessità non possiamo fare il resto. Allora la priorità anche delle politiche pubbliche, anche della politica pubblica, della programmazione pubblica, noi negli ultimi anni siamo corsi dietro ai contesti economici e finanziari, è vero, forse non ci sono più le risorse che c'erano una volta. Io su questo sono dubbioso rispetto a questo principio, perché nella priorità della politica le risorse ci sono, bisogna capire quali sono le priorità che un'amministrazione, che un governo, che chiunque esso sia metta rispetto ad altre cose. Io credo che la priorità sulle politiche alle persone, cito le persone per coprirla nell'ampio spettro
di tutte le politiche, sia fondamentale. Se noi partiamo per questo ci sarà sviluppo, perché se una persona sta bene, lavora bene, pensa bene, studia bene, vive bene e crea prospetti per il nostro futuro. E difatti, anche se ci sono più 5 realtà sociali premiate o innovatrici, è un aspetto positivo. Forse qualche anno fa ce n'erano 50 o 100 o 300, oppure non si contavano e quindi non c'era bisogno di fare dei premi per chi era innovatrice, perché lo era nel contesto giornaliero della normalità delle cose. Noi abbiamo smesso di pensare e di mettere in rete quello che è il futuro di ognuno di noi, della nostra società, che comprende un arco molto ampio. Io credo che questi siano gli aspetti fondamentali. Le valutazioni di impatto delle politiche pubbliche, voglio dire io, e poi dell'impatto delle politiche sociali. Vedete, qua bisogna capire cosa significa, perché su questo possiamo... Io credo che se ci fosse una seria valutazione dell'impatto delle politiche sociali o delle politiche pubbliche, o chiamiamole come vogliamo nello spettro più ampio, sia una cosa importante, perché se noi facciamo uno studio, una valutazione, una programmazione meglio dell'impatto delle politiche sociali, significa che noi sappiamo nel momento che interveniamo con una legislazione, un progetto, un programma di rete, i famosi piani di zona, quando erano partiti, era una cosa interessante. Dopo sono venuti fuori un fattore burocratico, un fattore che oggi non ascolta più nessuno, non esiste più il territorio, non esiste più nulla. Allora non serve, perché se questo diventa un fattore di burocrazia o di potere per raggiungere alcuni obiettivi che non sono quelli per cui sono nati rispetto alla rete nel territorio, al welfare nel territorio, mettendo insieme dal mondo sindacale, al mondo del terzo settore, al mondo del privato o strettamente detto al mondo del pubblico, non arriviamo più da nessuna parte. Allora le politiche, se questo è una valutazione rispetto alla ricaduta, se una cosa va bene o va male rispetto al proseguimento di quell'obiettivo, allora è importante. Io faccio una legge, faccio un intervento, questo va bene o va male? Però ci deve essere a monte un percorso serio. In giro per il mondo ci sono delle valutazioni di politiche pubbliche importanti e ci sono anche degli organi di controllo rispetto a questo altrettanto importanti, che se non vengono fatte intervengono in maniera strategica. Mi viene in mente l'ultimo degli Stati Uniti, ma colgo questo perché riguarda il welfare e volevo fare. Lo scorso governo americano ha fatto delle politiche sugli interventi sanitari alle persone, eccetera, che lì era solo se avevi la carta di credito, se non andavi, non c'è l'universalità dell'intervento sulla salute, eccetera. Questo nuovo governo, al di là dei colori, dico sempre, non ci sono colori di appartenenza su questo tipo di politica, ma ci sono dei valori, quindi l'arcobaleno racchiude tutti, chi ci crede o chi non ci crede. Questo è un aspetto secondo me ben definito e importante. Questo governo ha tentato di cambiarlo, non ci è riuscito perché l'organo di valutazione sulle politiche pubbliche gli ha detto no, la ricaduta che tu fai avrà una ricaduta dei cittadini talmente negativa che tu non puoi cambiare questo tipo di intervento, e c'è tutto un ricorso in merito, eccetera, eccetera. Allora, se le cose sono fatte nella salvaguardia della persona, dell'obiettivo, e nel caso specifico delle politiche del sociali del terzo settore, allora sì, se è fatta per una cosa allora non serve a nulla, è meglio non farla, aggiungiamo burocrazia o lacciuoli alle lacciuoli. Ecco, credo che questo sia il secondo aspetto. Chiudo anch'io rispetto a questo. Ecco, io vorrei dire che rifare del welfare bene comune, cito questa frase perché credo che sia uno degli aspetti più importanti che ci sono. Bisogna riprendere ad avere la forza, passatemi anche in qualche questa ulteriore considerazione, il coraggio di ritornare a parlare di politiche di welfare al di là della legge del terzo settore in maniera importante e fondamentale. Io mi ricordo, lo dico da amministratore pubblico, quindi contro me stesso,
che quando c'erano delle politiche in un certo momento, in una certa storia, che non andavano, mi viene in mente una grande manifestazione perché si era tagliato il Fondo Nazionale delle Politiche Sociali, quindi delle politiche sulla disabilità, eccetera, c'è stata una grande manifestazione di decine di migliaia di persone, a prescindere appunto da colori di appartenenza, come dicevo. Il giorno dopo, banalizzo, si è ritornati su questo, quindi c'era una grande condivisione di pensiero e di rapporti che faceva diventare quel mondo soggetto politico importante, non partitico, politico importante, e quindi aveva un peso politico nella cittadinanza e quindi anche nell'aspetto amministrativo di qualunque contesto esso era, per poter raggiungere degli obiettivi e poter parlare con cognizione di causa e con forza rispetto a questo tipo di politiche. Credo che oggi forse manca un po' questo, colpa della politica in primis, ma anche di una si è spezzata, prima diceva qualcuno cosa c'è, bricolage, perfetto, oggi c'è un bricolage, un puzzle meglio, però è un puzzle che non ha più, non si riesce più forse a capire bene perché è molto allargato, bisogna riprenderlo, restringerlo, farlo ritornare un contesto ben chiaro, ben forte, per portarlo sia ai livelli chiaramente della politica, ma ancora di più all'interno della nostra società, per far capire che senza questo tipo di politiche, di attenzioni, non ci può essere null'altro. È vero, se noi banalizziamo le politiche delle persone solo a un fatto economico, che ormai stiamo andando su questo aspetto, io ho un problema, mi costa tot, me lo dà X, me lo dà Y, e si chiude qui. Ma anche gli interventi oggi dei nostri operatori, che da sempre gli operatori avevano un fattore di sensibilità, oltre di preparazione, eccetera, eccetera, che non metto in dubbio, ma anche di sensibilità e di attenzione, un sorriso, una carezza rispetto a questo tipo di politiche è fondamentale. Io credo che dobbiamo recuperare questo. Grazie. Grazie Antonio.